Ricordiamo che i giurati, lo diciamo perché magari a noi piace rendere partecipe il pubblico di come la giuria vota le serate di Miss Italia, votano le concorrenti da 1 a 5, hanno già espresso una prima valutazione con la prima uscita, adesso andranno a dare la valutazione effettiva, quella definitiva, perché adesso vedremo le ragazze con l'uscita con il body. Gloria, concorrente numero 1. Di fronte alla giuria, e intanto chiamiamo sul palco la concorrente numero 2. Concorrente numero 1, Gloria. Pronta 2, prontissima la concorrente numero 2, Rossana. Concorrente numero 3. Sicuramente Veronica.
Beatrice, concorrente numero 13. Prontissima la concorrente numero 14, Alice. Beatrice, la numero 15, eccola qui. Del gruppo la concorrente numero 16, lei è Giorgia. Per le nostre concorrenti, grazie. A questo punto vengono ritirate le schede giuria. Grazie anche a voi che ci state seguendo dal web, noi vi salutiamo in tutte le nostre serate, grazie che ci seguite. E non mi seguite per me, lo so, guardate ovviamente le bellissime ragazze che anche quest'anno partecipano a Miss Italia in Veneto, e lo dico a voi che siete a casa, che smanettate sul computer, che se volete iscrivervi a Miss Italia potete andare sul sito missitalia.it, compilate la scheda di iscrizione, da qualsiasi parte d'Italia ci vediate, decidete la regione dove partecipare e ovviamente vi contatteranno gli agenti regionali. Va bene, ci siamo divertiti anche con la telecamera. Io a questo punto voglio che le ragazze
ovviamente con la loro collaborazione, io non voglio nulla, però siamo già d'accordo, si facciano rivedere ancora davanti a tutti voi, quindi invece di salire da questa parte credo che andiamo giù direttamente. Quindi le ragazze avranno questa bella opportunità, perché attraverso le finali regionali, vincendo quelle, parteciperanno poi alle prefinali nazionali. Visto che ci siamo, ringraziamo gli amici sponsor: Rocchetta, Miluna, Equilibra, Lotto, Alpitour, Blanks, Dermal Institute, Tricologica, Interflora, Josef Ripkov, Keira e Romeur. Facciamo un applauso a loro, che sono nostri amici, perché non sono solo sponsor, sono veramente degli amici di Miss Italia, quindi grazie. Bene, detto questo, arriva sempre il momento più difficile di queste serate, perché è il momento della premiazione. Allora io però, prima della premiazione, vorrei chiamare sul palco il sindaco Luciano Salvò. Ci ha raggiunto? Insieme al presidente della Proloco, Luigi. Buonasera signor sindaco. Buonasera Luigi. Allora, signor sindaco, io mi devo tenere la cartellina stretta perché qui c'è il risultato, quindi la tengo coperta, le cedo il microfono per un saluto, grazie. Sì, il saluto ovviamente mio personale dell'amministrazione comunale. Credo che qui questa sera siamo stati tutti soddisfatti, nel senso che abbiamo vissuto una bellissima serata improntata alla bellezza e anche alla semplicità. Abbiamo visto 16 ragazze sfilare con il loro entusiasmo, anche con la loro tensione, che credo emotiva, che credo sia anche naturale e comprensibile. Però è stata una serata che ha sentenziato il successo di questi appuntamenti. Abbiamo iniziato l'anno scorso quasi per scommessa, così per gioco, di questo appuntamento di selezione nel percorso del concorso di Miss Italia, e credo che questo sia un risultato importante che va scritto intanto a tutti coloro che hanno partecipato anche quest'anno, alla Proloco e a tutti gli organizzatori, ma anche a un'intuizione del presidente della Proloco, che l'anno scorso ha voluto fermamente cogliere questa opportunità. Io credo che qui questa sera, al di là del risultato che sempre ovviamente premia qualcuno e penalizza qualche altro, abbiamo 16 vincitrici. Sono veramente 16 bellissime ragazze, e io che sono stato non in giuria ma all'interno, in mezzo ovviamente alle persone che hanno assistito a questa sfilata, e hanno visto queste 16 meravigliose ragazze, ho sentito veramente commenti che le promuovono tutte quante, per cui complimenti a tutte quante, complimenti agli organizzatori, ovviamente al presentatore, e soprattutto l'auspicio che questo appuntamento possa ripetersi anche negli anni futuri, dando anche qualità a questa bellissima manifestazione che è la festa del Santo. Credo che qui ci siano tanti volontari che investono del tempo, passione, mettono in gioco se stessi e meritano veramente di trovare risultati importanti. Sta a tutti noi, sta a tutti voi far sì che questo avvenga. Grazie a tutti. Grazie signor Sindaco, io passerò la parola a Luigi della Proloco. Grazie, ciao a tutti. Allora, l'anno scorso Michele mi diceva: Luigi, come ti sembra sia andato? Allora ho detto che probabilmente sarà difficile a riproporci anche l'anno prossimo con delle novità. Credo comunque che la soddisfazione più grande sia che anche questa sera ci sia tanta gente. Il ripetersi a volte è molto difficile, e invece, come hai visto caro Michele, abbiamo la piazza piena. Questo è il motivo di soddisfazione per noi che ci impegniamo ad organizzare la manifestazione della festa del Santo, e grazie a tutti voi per la vostra partecipazione. Le ragazze indubbiamente sono semplicemente bellissime, vi chiedo un applauso per loro. Ecco. Ringrazio tutti i collaboratori che mi hanno aiutato per portare avanti questa manifestazione. Un sincero grazie va anche a te Michele, va anche a Paola per quello che hanno fatto, a Dino, indubbiamente il fotografo,
Però un grazie ancora particolare lo vorrei dedicare ad Alice, dico Alice perché io non conosco i nomi di tutti quelli che hanno ballato, ad Alice col suo gruppo, a Matteo, mi sembra che si chiami Matteo, sì, Matteo Riello, anche lui, un bravo a voi ragazzi, e un grandissimo bravo grazie a Sofia, che veramente questa ragazza di 15 anni ci ha entusiasmato. Ecco, in ipotesi l'anno prossimo non si sa, manca un anno, lasciateci pensare e ragionare. L'importante è che questa sera possa andare bene e continui bene. Ecco. Come avete visto c'è anche il bar qua poi, se volete fermarvi ancora. Finisco dicendo che non finisce qui la festa, continua fino a martedì. Ricordo la processione di lunedì sera alle ore 19 c'è la Santa Messa, poi la processione che ha preso veramente un'importanza veramente valida. Ringrazio di nuovo tutti quanti quelli che dovevo salutare e grazie veramente a tutti voi, Grazie a voi per averci creduto, grazie a voi, perché però giustamente come dice il Presidente, tanto pubblico, ripetersi è difficile, ma pensiamo che Miss Italia si ripete così da 77 anni. Io dico sempre, è oramai un rito che fa parte della storia, della cultura italiana, del costume italiano, e questo è il bello di Miss Italia, dove tanto pubblico si ritrova, tante donne, tanti uomini, tante famiglie che finiscono la serata, hanno la figlia a casa, vedono che è una bella ragazza che ha voglia di partecipare e la iscrivono. Questo è il bello di Miss Italia, ma tutto questo succede grazie a loro che sono qui, e ci vengono oltre 10.000 sono le ragazze iscritte in tutta Italia quest'anno, e io lo dico sempre, è difficile perché Miss Italia è un concorso importante, però noi con queste belle ragazze siamo davvero soddisfatti. Poi quando troviamo anche delle città e un pubblico così bello è ancora meglio, quindi grazie ancora. Signor Sindaco Luigi, ci vediamo dopo perché ovviamente la fascia e la corona, la vincitrice la metterete voi. Io mi scuso con le ragazze perché questo è il momento più difficile per loro e noi intanto siamo qui sul palco che chiacchieriamo. Però dovete abituarvi fin d'ora che questo è quello che succede. Allora, io mi sposto da questa parte perché voglio viverla con voi la premiazione, perché per noi è sempre una bella emozione, un'emozione molto forte, perché poi ci siamo visti in tante selezioni, ormai ci conosciamo con le ragazze che vengono più di frequente alle varie serate. Io però vorrei, ma sì, cominciamo subito a premiare, dai, poi abbiamo un paio di cose da dire. Io comincerei a chiamare la signora Daniela Bonetto di Estetica Bella Donna, perché andiamo ad assegnare la 6ª fascia Dermal Institute. Buonasera signora Daniela, ricordiamo il centro Estetica Bella Donna, 6ª classificata che si aggiudica la fascia Dermal Institute è la concorrente numero 5, Roberta Zilio di Padova. Resta qui, non andare via, Roberto, mettiti da questa parte, stai pure te. Chiamiamo a questo punto un amico che ha fatto parte della giuria, ci è venuto a trovare questa sera, che è Andrea Grassi, in rappresentanza di Miluna, partner, possiamo dire ormai storico di Miss Italia, perché sono tantissimi anni che Miluna crea questa corona bellissima, io lo dico, è la corona più ambita d'Italia. Andrea Grassi andrà a consegnare la fascia della quinta classificata Intercuora e va alla concorrente numero 11, Claudia Stefania De Faveri di Paolo. La quarta classificata. Le amiche Valentine e Vallidi, Salone e Valli, perché la quarta classificata si aggiudica la fascia Miss Tricologica.
quarta classificata è la concorrente 2 Rossana Grementieri di Cavallino, provincia di Venezia. Con la terza classificata, in cui si chiamava la signora Valentina di Tintin. Terza classificata di questa sera è la concorrente numero. E poi qualcuno dice che porta male il 13 Beatrice Mastrotto da Artignano in provincia di Vicenza. Seconda classificata, con noi a premiare Anna Giulia Friso della Proloco. Seconda classificata è la concorrente numero 8 Carlotta Bordignon di Venezia. Il sindaco, Luigi il presidente della Proloco, ci sarà anche Ivan Casetto dell'Impronta Viaggi per Altitour e poi vorrei anche Paola Ristotti, titolare dell'agenzia Monashow.it, che organizza in Veneto le serate di Miss Italia, l'esclusivista di Miss Italia in Veneto. Paola, si raggiunge sul palco? Armata di cronometri, di tutto quello che serve, una parola però, devi dire anche tu a queste ragazze, armata di cronometri, tutto quello che serve a chi chiede il vestito di sfilare. Allora io vorrei chiedere degli applausi, in primis per il pubblico, perché veramente è stato un pubblico fantastico, ha seguito le varie uscite delle ragazze supportandole anche. Il secondo applauso alle ragazze perché sono veramente belle e sono state anche molto brave. L'altro applauso, ma questo è il mio personale, a tutti i componenti della Proloco, in primis il presidente, perché è sempre il presidente che si prende i meriti, ma a tutti i suoi collaboratori perché veramente ci hanno supportato per poter fare anche quest'anno la selezione e auspico, come ha detto prima il sindaco, che diventi una tradizione che alla festa del Santo si tenga una selezione del concorso. Grazie. Molto bene. Signor Sindaco Luigi, volete aggiungere qualcosa? Prego Luigi. Non l'ho detto prima, di proposito, ma se una di queste ragazze che io mi auguro possano continuare, se una di queste ragazze andrà avanti nella selezione, ecco, ricordatevi della Proloco e dell'amministrazione comunale che vi ha supportato e vi ha dato modo di essere presenti. Grazie. Lo faranno sicuramente perché sono tutte bravissime ragazze. Bene, detto questo, abbiamo ricordato la sesta classificata Roberta Zilio, la quinta classificata Claudia Stefani De Fabri e poi siamo sul podio che porta le finali regionali. La quarta classificata Rossana Grementieri, la terza classificata Beatrice Mastrotto, la seconda classificata Carlotta Bordignon e la prima classificata qui non ce l'ho. Villafranca Padovana 2016 è la concorrente numero 6 Carlotta Aldechieri di Vicenza.
ragazze che questa sera non sono riuscite a prendersi le fasce perché avranno tante altre opportunità. Pensate che solo nei prossimi giorni, stavo facendo dei conti, mi sembra che saranno assegnati 15 posti in 4 selezioni, un 14 o 15 posti alle finali regionali. Anche voi insieme fate il giro che facevate prima, dai, fate un percorso dal pubblico, tutte le fasciate, le prendiamo questa sera. Grazie Dino Luciano ovviamente per le sue foto. Grazie a tutti quanti voi, arrivederci alla prossima, ciao da Michele Cupitò e ovviamente nei prossimi giorni le foto, le immagini della serata sulla pagina ufficiale Facebook Miss Italia Veneto. Grazie mille Franca, alla prossima.